L'ambiente naturale della nostra regione, in particolare quello montano, per la posizione geografica e per la sua complessità climatica, dispone di una diversità floristica che si traduce con una notevole ricchezza di specie. Senza dubbio, l'osservazione della flora costituisce uno dei principali motivi di interesse per chi si muove sui sentieri montani, sia esso in veste di semplice turista o di escursionista abituale. Assieme agli altri elementi che contribuiscono ad arricchire la nostra esperienza, la fioritura di certe specie vistose, quali i rododendri o il botton d'oro, spesso costituisce già di per sé un motivo sufficiente per intraprendere un'escursione, dato che lo spettacolo offerto dalla flora alpina durante il breve periodo vegetativo non è di certo inferiore al panorama che si apre dalle vette. Se la flora alpina desta da sempre un grande interesse per la straordinaria capacità adattativa, la bellezza delle forme e dei colori la rende allo stesso tempo oggetto di raccolta spesso indiscriminata. A questo il legislatore ha cercato di porre un freno, con l'istituzione di leggi che vietano o limitano la raccolta di determinate specie. Il nostro invito è di non raccogliere assolutamente nulla, ma di cercare invece uguale o maggiore soddisfazione in altre attività, quali il riconoscimento delle specie o la fotografia. Dare un nome ai fiori che possiamo osservare durante un'escursione non è cosa semplice, visto il grande numero di specie e la complessità della materia, che spesso pone dubbi anche ai botanici più esperti. Sul sito www.sentierinatura.it è stato reso attivo uno strumento semplice che vi permette di avvicinarvi con facilità al riconoscimento delle più comuni specie alpine. Nella sezione Che fiore ho visto, infatti, si può effettuare una ricerca a partire da semplici elementi quali il colore o le dimensioni del fiore osservato. Ma cerchiamo ora di conoscere meglio quali sono le strategie messe in atto dalle piante alpine per sopravvivere in un ambiente dalle condizioni ecologiche così severe. Temperatura, vento, insolazione e innevamento sono i fattori che maggiormente influiscono sulla distribuzione delle specie. Anche la natura geologica, l'esposizione e la pendenza dei versanti portano a condizioni sempre più difficili, tanto che alle quote più elevate l'insediamento della vita vegetale è possibile solo in particolari nicchie protette. Un fenomeno ben conosciuto e indotto dal particolare ambiente è quello che vede la progressiva riduzione delle dimensioni della pianta. Le specie che vivono oltre il limite del bosco tendono infatti a divenire più piccole e compatte, assumendo le forme tipiche della rosetta o del cuscinetto. In questo modo è più semplice sopportare le grandi escursioni termiche diurne, ma soprattutto contrastare efficacemente l'azione continua del vento. A questa riduzione nelle dimensioni esterne corrisponde invece un generale rafforzamento degli apparati radicali, questo sia per procurarsi un'adeguata quantità di umidità, sia per ancorarsi tenacemente al substrato, che è spesso composto da terreno incoerente o mobile. Infine la comparsa di peluria su parte del fusto o dei fiori, assieme alla presenza di rivestimenti cerosi sulle foglie, contribuisce in modo determinante a ridurre la perdita d'acqua per traspirazione, preservando la pianta dal pericolo della disidratazione. Sulle nostre Alpi, formate in grande prevalenza da rocce calcaree, si assiste ad un continuo fenomeno di sgretolamento che porta alla formazione di enormi accumuli di materiale detritico. Simbolo quasi della tenacia delle piante alpine sono proprio le specie che riescono a vegetare sui ghiaioni, dove il terreno si presenta poverissimo ed esposto a continua insolazione e caduta di pietre. La colonizzazione di tali ambienti avviene per gradi, a partire dalle specie che riescono a sopportare le condizioni più avverse, come l'erba storna o la linaria. Successivamente si sovrappongono altre forme, come il camedrio o la sassifraga a foglie opposte.
specie dal notevole sviluppo vegetativo che portano alla formazione di dense coperture in grado di stabilizzare il terreno. Un secondo gruppo di specie abita invece le fessure delle rocce, dove si depositano piccole quantità di humus, creando quel minimo di ambiente necessario allo sviluppo delle piante. Queste infatti sono in grado di accedere a insospettate riserve di umidità, attraverso uno sviluppato apparato radicale, in grado di penetrare nel corpo roccioso in profondità, assumendo la forma della spaccatura. Sulle montagne del Friuli non sono molti i sentieri che sono stati dedicati alla osservazione dei fiori. Tra questi vi segnaliamo il sentiero naturalistico Tiziana Weiss, che consente di attraversare tutti gli ambienti alpini, compresi tra i boschi e le radure di Passo Pura e le rupi calcaree del Monte Tinisa. Una seconda proposta, più semplice, è data dal sentiero botanico del Bilapec, presso il rifugio Gilberti, un'escursione breve e consigliatissima che ci porta a visitare la straordinaria flora del Monte Canin, con i suoi preziosi endemismi.